Ben ritrovati dalla redazione. Autostrade Alto Adriatico è pronta a realizzare un parco fotovoltaico in ambito autostradale per migliorare la sostenibilità ambientale della società con l'intento di generare risparmi in favore dei cittadini e con la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. Lo annuncia la stessa società che ha dato mandato per l'avvio dell'iter per uno studio di fattibilità. Tre sirene di avviso, silenzio e poi il boato, così ieri è andato giù l'ultimo baluardo della vecchia industria di Trieste per fare spazio alle attività del futuro. La ciminiera dell'ex Ital Cementi di Via Caboto è stata fatta brillare con microcariche di esplosivo in pochi secondi. L'imponente camino bianco e rosso, alto più di 70 metri, è crollato al suolo. Quello dell'ex cementeria era l'ultima ciminiera rimasta a Trieste. Dopo il primo caso in Italia, Lignano Sabbiadoro, di una comunità energetica balneare a livello nazionale, ora è il comune di Tarvisio, Udine, ad aver costituito la prima comunità energetica idroelettrica d'Italia. Si tratta di comuni di Tarvisio e Premariacco e della società cooperativa Benefit Partner Energy di Udine, associata a Lega Coop FVG, che ha reso noto il nuovo primato. Al via ieri la 10ª edizione del corteo acqueo dei Babbi Natale, organizzato dal coordinamento delle associazioni Remiere di Voga alla Veneta e patrocinato dal Comune di Venezia. Le barche delle associazioni Remiere veneziane si sono radunate all'ingresso del Canal Grande presso Punta della Dogana, addobbate con motivi natalizi, sagome di renne, slitte argentate, realizzata in cartapesta e sistemata sulle prue, addirittura una gigantesca sagoma di Babbo Natale che troneggiava sulla poppa di una bianca caolina, preceduta poco prima da un enorme panettone colorato posizionato a prua di una mascareta a due remi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Dopo le precipitazioni elabora, specie nella zona di Trieste, il tempo in miglioramento, anche se permangono nubi a quote alte che determinano cielo variabile sulle zone occidentali e montagna, più nuvoloso su quelle orientali e sulla costa. Temperature minime fra 0 e 2 e massime fra 7 e 10 in pianura, minime sulla costa fra 2 e 5, le massime fra 7 e 10 gradi centigradi. Per quanto riguarda il Veneto, cielo in prevalenza sereno, a tratti nuvoloso, per nubi da sottovento, salvo maggiori nuvolamenti sulle Dolomiti. Per quanto riguarda le temperature, minime in diminuzione in quota, stazionarie o in locale variazione altrove. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.